Al via le manifestazioni su San Calogero, diverse le raccomandazioni del Questore in merito alla sicurezza. Ieri successo per Veneravilla. Diversi controlli della Polizia di Stato verso gli esercizi pubblici, riscontrate diverse irregolarità per chi effettua la sicurezza nei locali pubblici. Conferenza stampa stamani per la presentazione di nuove adesioni, tra questi il sindaco di Realmonte Lattuca e un gruppo di consiglieri comunali realmontini. Al via il congresso regionale dei notai del Consiglio di Agrigento e Sciacca, un focus sui beni culturali. Presentato ieri il report sull'economia siciliana. Presentati diverse novità editoriali, i libri di Pietro Busetta e Federico Fornaro, il Lions di Agrigento dona dei libri alla Biblioteca di Bianchi in Calabria. Diverse le novità dirigenziali in casa Agragas, il campionato inizierà il prossimo 3 settembre. Benvenuti con l'appuntamento odierno di TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con San Calogero e le nuove regole. Il Questore spiega il significato della corretta applicazione delle normative per le leggi. Possiamo svolgere il loro compito a tutela dei cittadini. Le polemiche impazzano anche sulla festa di San Calogero, per la quale sono state giustamente, in osservanza delle normative sulla sicurezza, imposte dalla questura alcune limitazioni. Niente accesso alla scalinata e al sagrato durante la processione, stop alla scalata per giungere al santo e baciarlo, nessuna calca intorno al simulacro e altro, il tutto finalizzato a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Posizione che non è andata giù a tanti, forse ai più che, saputa la notizia, hanno vibratamente protestato contro le restrizioni giustificate, come ha affermato il questore Emanuele Regifari, spiegando direttamente attraverso le pagine social che la legge non consente tutto senza regolamentazione ed è guidata da espresse formule che tecnici esperti hanno univocamente condiviso e che sono frutto delle risultanze di piani di sicurezza redatti dagli organizzatori, verificati da soggetti tecnici e vagliati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, oltre che dalla Commissione Provinciale per gli Spettacoli e le Manifestazioni Assimilate. Il questore evidenzia inoltre che i contorni sfumati nell'applicazione delle leggi mettono a dura prova quel concetto di trasparenza che invece è proprio dell'azione che le stesse compiono e preannuncia di essere a disposizione per tutti per chiarimenti necessari, comunicando che presto la Prefettura organizzerà un incontro con le amministrazioni e i tecnici interessati. Un interrogativo su tutti si leva a gran voce da parte degli agrigentini. Perché cambiare le regole che da sempre hanno caratterizzato la festa di San Calogero? A questa domanda ci permettiamo di rispondere anche noi, affermando che nulla si può cristallizzare nel fluire del tempo e dell'evoluzione della società e semplicemente cambiare qualche regola diventa necessario per il sol fatto che nel tempo anche noi siamo cambiati. E domani entra nel vivo per San Calogero, appuntamento alle 10:30 con la Santa Messa presieduta da Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, alle 12 l'uscita del Santo per la processione diurna per le vie della città. E intanto ieri sera festeggiamenti in onore di San Calogero con l'evento Veneravilla, giunto alla sua 18ª edizione, una serata di musica, tradizioni e sapori tipici nostrani che si è svolta in piazza Marconi con un gran successo di pubblico. Iniziati ieri sera i festeggiamenti in onore di San Calogero con l'evento Veneravilla, giunta alla sua 18ª edizione, una serata di musica, tradizioni, sapori tipici nostrani che si è svolta in piazza Marconi con le degustazioni di prodotti tipici siciliani a cura della Euroform, scuola di formazione professionale. Abbiamo preparato quello che è la nostra tradizione, quindi partiamo dal pane, i classici panini di San Calogero,
e abbiamo un'altra versione di pane, delle pagnotte con l'immagine di San Calogero per dare questo tocco di particolarità. Poi il menù, vediamo il menù qual è. Il menù facciamo i classici panini di San Calogero con una variante che sono delle salse a base di pomodori secchi, paté d'olive, acciughe e crema di basilico. Quindi siamo sul territorio chilometro zero, quindi andiamo ad unire la sacralità della festa di San Calogero e tutto quello che è l'agroalimentare, dove fortemente noi portiamo i ragazzi per far vedere cosa succede fuori dalla scuola Euroform, e far vedere cosa andiamo a fare nel momento in cui c'è un buffet per svariate persone. Questa sera si aspettano più di 2000 persone e quindi noi faremo fronte, faremo tutto il possibile con i ragazzi di Euroform. Agli eventi musicali erano presenti migliaia di persone che hanno ascoltato i tanti ospiti che si sono esibiti, tra questi Tamura di Girgenti, l'orchestra dei maestri siciliani, composta dai fratelli Casesa, Peppe Sciortino, Mario Vasile, Rino Boccadoro, Mimmo Pontillo, Damiano Pagano, quindi Tom Sinatra, la banda del liceo musicale Empedocle, i musicisti del gruppo folk di Riccardo Cacice e Fiori del Mandorlo. Spazio anche per un momento dedicato al maestro musicista Gigi Finistrella, recentemente scomparso. Diversi controlli della Polizia di Stato effettuati nel territorio agrigentino su direttiva del questore Ricifari circa il rispetto delle norme di sicurezza. È stata infatti riscontrata la presenza di personale addetto alla sicurezza all'ingresso dei locali non autorizzato per tale compito, in quanto non iscritto negli elenchi tenuti presso la prefettura il servizio. Nell'ambito dei controlli effettuati dal personale della squadra amministrativa della divisione di polizia amministrativa diretta dal dottor Corrado Empoli, su direttiva del questore di Agrigento Emanuele Ricifari, volti ad accertare il rispetto delle norme e delle prescrizioni durante lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, prevenire attività illecite poste in essere sul territorio della provincia, si è riscontrata all'ingresso dei vari locali la presenza di personale addetto alla sicurezza non autorizzato in quanto non iscritto negli elenchi tenuti presso la locale prefettura. Nello specifico sono stati controllati e sanzionati 2 locali ubicati a San Leone e a Canicattì,
Si è proceduto pertanto a contestare le sanzioni amministrative previste per l'attività svolta in difformità alle normative vigenti, sia ai diretti interessati, sia ai soggetti addetti alla sicurezza, che ai 2 gestori dei locali, per non aver individuato il personale addetto al controllo tra gli iscritti nell'elenco su indicato, dandone preventiva comunicazione al prefetto di Agrigento. Di seguito, quanto accertato, i gestori degli esercizi pubblici presenti nella provincia di Agrigento sono stati diffidati a non incorrere per il futuro in questa tipologia di illecito amministrativo. Riscontro di quanto sopra, considerato l'approssimarsi della stagione estiva, saranno incrementati i controlli nel territorio agrigentino per quel che concerne le manifestazioni pubbliche, gli spettacoli, le processioni religiose e quant'altro, al fine di prevenire, contrastare e reprimere ogni attività illecita posta in essere in questo settore. Verranno rimossi gli stalli realizzati per il parcheggio delle auto sul sagrato della cattedrale di Agrigento. Ieri un incontro chiarificatore tra la sovrintendenza, il comune di Agrigento e l'arcidiocesi, il servizio di Margherita Trupiano. Pedonale fruibile in parte con stalli di parcheggio, proprietà del comune o della diocesi, sono gli interrogativi levatisi ieri da parte di tanti cittadini dopo la comparsa di stalli per il posteggio delle auto nella piazza della cattedrale di Agrigento. Alla fine la soluzione è stata trovata, verranno rimossi in attesa di una riconfigurazione dell'area. A contendersi la facoltà di operare sul sagrato della cattedrale e l'amministrazione comunale da un lato e, come detto, l'arcidiocesi dall'altra, che proprio 2 giorni fa, dopo aver appreso dell'ordinanza che vietava la sosta nella zona per la realizzazione degli stalli per le auto, aveva inviato una nota di diffida al comune chiedendo di produrre documentazione che accertasse che l'area di pregio fosse di proprietà di quest'ultimo. Nel frattempo le strisce bianche sono state comunque realizzate, brutte e deturpanti, e subito saltate all'attenzione dei cittadini e dei social, che sul tema si sono sbizzarriti con commenti da una parte più veri, dall'altra e più fantasiosi. La situazione ha dunque imposto una ridiscussione del fatto e subito nel pomeriggio di ieri è pervenuta una nota dell'amministrazione comunale che così recita: in merito all'installazione della segnaletica stradale orizzontale indicante stalli di sosta per autovettura collocati questa mattina davanti l'area del sagrato della cattedrale, proficuo incontro nelle prime ore del pomeriggio presso la sede della soprintendenza a Villa Genuardi, al quale hanno partecipato il soprintendente Rinaldi, il dottor Carmelo Cantona per il comune di Agrigento e don Giuseppe Pontillo per l'arcidiocesi di Agrigento. Accertata la necessità di regolamentare i parcheggi della zona, assolutamente necessaria per la tutela e la sicurezza della popolazione, e accertato un errore della identificazione planimetrica progettuale, si è stabilito che il comune provvederà alla riconfigurazione dell'area cancellando la segnaletica orizzontale, ma la partita, a nostro modo di vedere, si giocherà su altri 2 fronti: l'aspirazione alla pedonalizzazione dell'area, sacrosanta e interessantissima su molti fronti da un lato, l'esigenza di consentire a residenti e a molti B&B presenti nella zona di poter fruire di almeno una piccola parte da utilizzare come parcheggio, il tutto sempre tenuto conto della necessità di una via di fuga come imposto dalle normative sulla sicurezza. Conferenza stampa oggi presso la sede della Democrazia Cristiana ad Agrigento, alla presenza di Totò Cuffaro e dell'onorevole Pace, per ufficializzare l'adesione del sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca al partito della DC, oltre che dei consiglieri comunali, il fratello Rino, già candidato a sindaco di Porto Empedocle. Sindaco Sabrina Lattuca, le ragioni della scelta che hai aderito alla DC Totò Cuffaro, quali sono? Sì.
Io innanzitutto ringrazio il Presidente, ringrazio l'Onorevole che ci hanno accolti, perché oggi facciamo il passaggio in tanti. Sono io come sindaco del comune di Realmonte nella persona, ovviamente, con i miei consiglieri comunali Infurna e Iacono. Passa con me anche mio fratello che è stato candidato a sindaco nelle scorse elezioni amministrative a Porto Empedocle. Perché si fa questo passaggio? Perché finora io con uno spirito di servizio ho affrontato l'attività amministrativa come prestato alla politica, in quanto di professione sono un avvocato. Mi sono inserita in contesti civici che rimangono chiaramente e ho recentemente avuto un impegno nell'ultima tornata regionale con un accordo di programma sempre diciamo in una posizione di centro e in ogni caso con un accordo di programma. Oggi si fa il passaggio di qualità, nel senso che la politica, lo spirito di servizio, l'attività amministrativa di ogni giorno si associa anche alla persona, alla condivisione di valori che sono quelli democratici, che sono quelli liberali, che sono quelli cristiani, in cui io mi rispecchio in toto. Pino Lattuca, candidato già a Porto Empedocle come sindaco, aderisce insieme alla sorella sindaco di Realmonte alla DC di Cuffaro. Come mai? Le ragioni? Crediamo in questo partito, ci crediamo fortemente, rispecchia sicuramente i nostri valori cristiani e quindi sicuramente potremmo dare delle risposte al territorio, ai cittadini che hanno dato fiducia ai nostri confronti. Onorevole, oggi momento importante per una democrazia cristiana che cresce giorno dopo giorno, con l'adesione del sindaco di Realmonte, alcuni consiglieri comunali e il fratello che fu candidato a Porto Empedocle. Sindaco. C'è un partito che cresce per far crescere la società e c'è soprattutto un partito che lavora e sta sul territorio mettendo insieme amministratori, consiglieri comunali, dirigenti di partito che abbiano soprattutto a cuore la crescita delle istituzioni, perché vengono innanzitutto, e insieme alle istituzioni la crescita della società che venga in qualche modo collegata con la crescita della democrazia cristiana. Anche oggi aderiscono alla democrazia cristiana un sindaco, alcuni consiglieri comunali, fra qualche giorno ne daranno gli altri. Ne stanno arrivando talmente tante che persino voi perderete l'abitudine di venire a dircelo, ma speriamo che non lo facciate. Noi siamo molto contenti perché la democrazia cristiana è un partito di valori, la gente aderisce a una scelta ideologica e dentro la scelta ideologica misura il proprio lavoro per raggiungere gli obiettivi che questa scelta ideologica porrà assieme a tanti altri che faranno questo lavoro. Ma quali sono le ragioni? Le ragioni sono di un partito innanzitutto che vuole tornare a rappresentare le cose che contano, che vuole tornare a rappresentare la famiglia, che vuole tornare a rappresentare la solidarietà, vuole rappresentare l'accoglienza, che vuole rappresentare i motivi di sviluppo che creano occasioni di lavoro. Questi sono i motivi che oggi maggiormente noi portiamo sul tavolo della politica e crediamo che la politica deve farsene carico. La scelta di poter dare una prospettiva ai nostri figli che vogliono rimanere in Sicilia ma in alcune condizioni non riescono a farlo, la scelta di poter dare un motivo di speranza a tanti che scappano dalla fame, dalla miseria e dalla guerra per poter avere anche loro una possibilità di un futuro migliore come noi ci auspichiamo lo possano avere i nostri figli. Ecco, tutte queste cose sono radicate in una scelta di condivisione della dottrina sociale della Chiesa e soprattutto in una scelta di concepire la politica come servizio e non come accaparramento di consensi e di potere. Lunedì c'è stato un importante vertice con il Presidente Schifani, c'è una disaggregazione all'interno della maggioranza, da un lato Schifani, dall'altro il Presidente dell'Ars, insomma alla fine però si è raggiunto un accordo. Come mai questa litigiosità all'interno del governo di centrodestra? La coalizione ha sempre qualche momento di fibrillazione legato tra l'altro ad elementi spiccioli che poi si superano. Per fortuna c'è sempre qualche democristiano moderato che ha la capacità e la voglia di tenere insieme le cose che contano piuttosto le cose che dividono. Abbiamo trovato una soluzione
che era stato il tema della diversa posizione tra il Presidente della Regione e il Presidente dell'Assemblea, l'abbiamo trovato risolvendo un problema che è quello dei comuni che hanno un sovraccarico purtroppo di costi quando arrivano i turisti come Taormina, ma come Agrigento, come Tindaro e come tanti altri. L'abbiamo trovato in sintonia con le scelte di governo e con le scelte giuste che devono essere fatte. Abbiamo parlato nella coalizione, dentro la coalizione, che ci sono alcuni temi che vanno prima sviluppati e poi portati all'esterno, perché non si può parlare tra partiti della coalizione tramite i giornali. I giornali spesso tendono a trovare quel che divide, non quel che unisce. Ci siamo fatti carico di spiegare quando sia importante l'approvazione della legge sulla provincia e per quel che mi riguarda ho anche detto che è importante tenere l'attuale assetto numerico dei consigli provinciali, che sarebbe un errore pensare soltanto perché si risparmia una mangiata di lire ridurre la partecipazione democratica all'elezione. Ci siamo permessi di dire che bisogna guardare alle prossime nomine dei direttori generali dell'ASP con alto senso delle istituzioni e soprattutto privilegiando le capacità professionali che tengano in piedi un sistema, quello sanitario, che certamente è un sistema in sofferenza, che la politica non può pensare di aumentare tale sofferenza scegliendo le persone sbagliate. Ecco, stiamo tentando di portare una correttiva di equilibrio, di serenità e di moderazione in una coalizione che ha voglia di stare insieme, come ha dimostrato di saper fare. Un partito che cresce sempre di più con tante adesioni? Ma stiamo continuando a crescere, è la verità. Non cerchiamo nessuno, sono le istituzioni, i consiglieri comunali, ma tanti simpatizzanti che si avvicinano al nostro partito. Vuol dire che stiamo lavorando bene, che siamo sulla retta via. Speriamo di essere in grado di essere soprattutto all'altezza di soddisfare le esigenze dei sindaci, dei consiglieri comunali, e non mi riferisco chiaramente alle esigenze personali, ma mi riferisco alle esigenze nel loro ruolo istituzionale. Il sindaco del Realmonte oggi fa parte di questa famiglia. Già eravamo a disposizione della città di Realmonte, così come delle altre realtà, indipendentemente da chi sono rappresentate. È chiaro che oggi la città di Realmonte entra a maggior ragione nel cuore della democrazia cristiana. Al via oggi il convegno organizzato dal Consiglio Notarile dei distretti di Sciacca e Agrigento, giunto alla sua sesta edizione, dal tema Scienza e Prassi alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali. L'evento odierno, ricordiamo, è stato preceduto in settimana dall'apertura di una mostra sulle spalle dei giganti che custodivano documenti originali di personaggi agrigentini illustri. Noi eravamo sul posto. Sala Zeus, al via il congresso dei notai della Sicilia, ecco un momento di confronto per le tantissime novità che giorno dopo giorno emergono nella vita della legislatura italiana. Siamo contentissimi qui di ricevere tantissimi notai provenienti da tutta Italia, molti sono anche collegati online, è per noi un momento celebrativo, è un momento di incontro, di festa, ma anche di approfondimento tematico. Il tema che viene trattato è quello dell'arte e del ruolo dei notai con i beni culturali, nel senso che i notai non partecipano soltanto, come potrebbe essere scontato, al loro trasferimento, ma anche alla loro tutela e alla loro valorizzazione. Questo in una prospettiva evolutiva, tant'è vero che io nel mio indirizzo di saluto, nella mia presentazione del convegno, parlerò delle 4 proposte che il Consiglio Nazionale del Notariato ha elaborato e presentato al legislatore nazionale. Queste proposte, le riassumo brevissimamente, sono la riduzione dell'aliquota IVA, che dal 22% si propone di scenderla al 10%, perché l'aliquota del 22% è la massima in Europa. Consideriamo che in Francia l'aliquota IVA è del 5,5%, poi l'altra importantissima proposta è quella di introdurre la certificazione notarile delle opere d'arte. La prassi non prevede un soggetto certificatore e nemmeno una certificazione di autenticità. Questo incide sul valore del bene culturale, sia dal punto di vista appunto artistico che sia dal punto di vista economico. Introdurre una certificazione notarile sarebbe invece importantissimo ed eviterebbe
eviterebbe anche il proliferare di tanti falsi. Altra proposta del notariato è la creazione di un inventario delle opere pubbliche culturali, di tutti i beni culturali pubblici, attraverso la creazione di una sorta anche di SPID, diciamo, cioè di impronta digitale di questi beni culturali pubblici da poi creare, così che si possa creare poi un inventario dei beni pubblici. Questo modo di digitalizzare i beni pubblici creerebbe un'opportunità di monetizzare l'arte anche per lo Stato e per gli enti pubblici titolari dei beni. Altra importantissima proposta del notariato è quella di incentivare l'art bonus. L'art bonus è un credito fiscale che è pari al 65% dei redditi prodotti in Italia. Il notariato propone la tokenizzazione di questi crediti, cioè la riduzione in quote, azioni o parti più piccole che possano essere diciamo, acquistate anche da investitori stranieri, che possano poi cederle liberamente a banche o ad altri investitori. Questo comporterebbe il fatto che anche gli investitori stranieri che non hanno redditi in Italia potrebbero investire sui beni culturali. Quindi per noi è importantissimo rimarcare il grandissimo ruolo che ha il notaio anche nel campo dei beni culturali. È un'iniziativa molto bella e interessante perché abbina la parte scientifica, quella che in qualche modo accomunano i notai, alla parte culturale. E questo è un messaggio che il notariato vuole dare. Siamo sì professionisti, siamo attenti a tutto il dato scientifico, ma non manchiamo di prestare attenzione al dato culturale. Che valutazioni dà anche del nuovo governo, delle nuove norme che purtroppo sono tantissime, che giorno dopo giorno aumentano sempre? Bisogna snellire o no? Snellire sicuramente, però la valutazione di questo governo è molto positiva, è un governo molto attivo, molto attento alle professioni, attento al notariato nel caso specifico, per cui la semplificazione va sicuramente portata avanti, ma con l'attenzione del rispetto della legalità. Insomma, la figura del notaio è sempre il notaio, anche se si vuole snellire con procedure, ma il notaio è sempre il punto di riferimento per certi atti importanti nella vita della famiglia, di un lavoratore, di una persona. Il notaio è presidio di legalità, è presidio sul territorio, è vicino alla popolazione, questo lo riconosce il governo e lo sentiamo moltissimo noi come nostra missione, per cui è una professione antica ma che guarda al futuro. Sono qui ad Agrigento con estremo piacere, porto i saluti della mia Cassa Nazionale del Notariato. E ancora una volta la Sicilia è una terra che ci ospita nel migliore dei modi. Essere qui ad Agrigento è per noi un onore, un piacere. Terra estremamente ricca di storia che riporta tutti noi indietro negli anni, nei secoli. Essere qui è veramente un piacere per tutti noi, grazie. Ecco, com'è la vostra cassa? Allora, la nostra cassa è la prima tra le casse professionali, è una cassa che vive una condizione di privilegio, di sicura tranquillità nella gestione dei conti. Tutto ciò però non ci esime dal guardare con particolare attenzione al futuro e non solo al futuro immediato. Noi abbiamo l'interesse a mantenere fermi i principi fondanti della Cassa Nazionale del Notariato, la solidarietà intergenerazionale, la mutualità, sono principi scritti dai nostri padri fondatori che noi vogliamo continuare a mantenere vivi, anche perché hanno mostrato nei secoli l'importanza di quelle regole fondanti un sistema che ancora oggi si esprime al meglio. Presentato ieri presso la sede della Banca d'Italia ad Agrigento il report annuale sull'economia con particolare approfondimento ai dati della nostra regione. Presentazione oggi alla Banca d'Italia del report sull'economia siciliana, ecco un momento importante per la vostra filiale di Agrigento che vede riunito anche diverse personalità anche del mondo dell'imprenditoria e di non. Sì, questo è un momento importante perché è il momento in cui la Banca d'Italia restituisce, dopo aver analizzato i dati che sono forniti proprio dalle imprese, dagli enti, dalle associazioni di categoria, un prodotto finito che deve essere utilizzato come base poi per le decisioni economiche che vengono prese dalle aziende, dagli enti. Quindi è un momento importante di servizio al territorio. E ci fa piacere che appunto sia stata scelta Agrigento come seconda sede in cui presentare in Sicilia la relazione economica regionale. Si presenta oggi questo report sull'economia siciliana, ecco un consuntivo anche sui dati, come va l'economia siciliana? Sì, la sintesi principale è che l'economia siciliana cresce,
cresce in maniera significativa, sostanzialmente in linea con il dato nazionale, abbiamo un più 3,7%. Non cresce in maniera uniforme durante l'anno né fra i vari settori produttivi. Quello che si può dire è che la ripresa del 21 e del 22 ha consentito di recuperare quasi completamente la perdita di prodotto dovuta alla pandemia. Quindi il post-Covid diciamo è positivo, no? Sì, il post-Covid fa registrare appunto questa ripresa che parte già nel 2021 e continua nel 2022. Quali sono i reparti, i settori produttivi che tirano per la maggiore? Come dicevo, la crescita non è stata uniforme per i vari settori produttivi. A fronte di una industria sostanzialmente stazionaria abbiamo le costruzioni che invece crescono molto bene, quasi un 10% dopo un 36% circa dell'anno prima, e soprattutto i servizi, il turismo che fa registrare ottimi risultati sia in termini di arrivi che di presenze ed anche in termini di pernottamenti, dove abbiamo raggiunto nuovamente i livelli pre-pandemia, mentre per esempio in Italia siamo ancora sotto un meno 9%. Invece quelli negativi? Per la maggiore? Negativi in questo momento preferisco parlare delle potenzialità che si aprono per tutta l'economia italiana e siciliana anche, e soprattutto per il settore delle costruzioni, che certo vedrà venire meno le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali, ma per contro vedrà svilupparsi le iniziative anche pubbliche legate al PNRR, gli investimenti pubblici. Dottore Minio, lei è tra i relatori oggi del report della Banca d'Italia sull'economia dell'isola. Quale sarà l'aspetto che lei maggiormente toccherà nel suo discorso ai tanti ospiti presenti? Approfondiremo l'economia provinciale, le luci d'ombra dell'economia provinciale con le prospettive che stanno avvicinandosi, la grande programmazione 21-27. All'interno delle luci e delle ombre c'è però la possibilità, in quanto risorse umane, in quanto risorse economiche e finanziarie, di poter colmare dei gap che sono oggi presenti all'interno dei nostri territori. Questo lo si può fare se si riesce però a fare squadra, anche perché da qui a quando scadranno praticamente questi fondi comunitari, ma anche fondi del PNRR, ormai il tempo è brevissimo, quindi bisogna fare squadra per poter portare a casa queste risorse. Dove va la nostra provincia? Qual è il dato che emerge? Diceva poco fa il direttore della Banca d'Italia, è un dato disaggregato quello della provincia di Agrigento, per cui non si può dare un quadro definitivo. Allora, quello di Agrigento ha una peculiarità particolare perché ha una presenza forte dell'agricoltura, seguita poi dal commercio, poi ancora seguita dalle costruzioni, e l'altro settore in coda ancora l'industria con il turismo. Ci sono dei margini ovviamente di crescita, margini positivi, però dobbiamo anche riconoscere che ci sono in Sicilia delle province come per esempio Siracusa che grazie alle raffinerie un po' trainano tutta l'economia provinciale. Da noi invece c'è una presenza importante comunque dell'agricoltura, del turismo, del commercio ma anche della manifattura. Lei oggi è tra i relatori del report della Banca d'Italia sull'economia siciliana, ecco, lei è un imprenditore, che giudizio darà? Guardi, più che relatore darò una testimonianza di quello che è il sentiment del mondo dell'impresa. Banca d'Italia, come sapete, ogni anno pubblica uno studio non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale, quindi è una banca dati importante ed è un punto di riferimento per banche, per imprese, per aziende. Penso di esprimere nel mio intervento quello che è stato il sentiment durante il 2022, avendo oggi i dati aggregati di come si è mosso l'anno, sarà interessante, penso, da parte mia, far capire come l'impresa ha superato le difficoltà in questo periodo, la crisi energetica, l'aumento dei costi delle materie prime. Come imprenditore come vede il futuro? Sicuramente l'aumento dei tassi necessario per ridurre un po' l'inflazione
abbatterà la domanda da parte di famiglie e da parte di imprese agli investimenti, ma credo che sia un male necessario. Ovviamente va calibrato, perché rischiamo che, diciamo, la cura più che guarire l'ammalato lo uccida, per cui insomma spero che adesso ci sia un attimo di attesa per verificare se l'inflazione comincerà a scendere, cosa che io credo, perché la stiamo già notando sugli acquisti, insomma le materie prime cominciano a calare. Però questo incide sull'economia del tessuto siciliano, ma in particolare anche quello di Agrigento. Ma Agrigento, come la Sicilia, come anche l'Italia, si è dimostrata molto resiliente, capace di reagire alle difficoltà, più di altri paesi. Io sono fiducioso che, nonostante la situazione continui a essere complicata, l'impresa locale possa riuscire a dare le giuste risposte per svilupparsi e crescere. E la linea alla regia per la pubblicità. Sabato commemorati presso l'ospedale Cervello a Palermo i medici Pogliaro, Caronia e Pitolo. Luminari della medicina siciliana. Alla cerimonia era presente in forma privata anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo il Presidente della Regione Schifani. Un forte riconoscimento, è giusto che si faccia quadrato attorno a figure storiche della sanità siciliana che hanno lasciato un grande ricordo, ma anche una grande scuola. Sulla scia di questa grande scuola abbiamo trovato altri professionisti e specialisti. Io ho sempre elogiato, ne sono convinto, la qualità umana e professionale delle nostre risorse umane. Detto questo, dobbiamo lavorare per migliorare la sanità pubblica di carattere ospedaliero, non vi è dubbio, ed aumentare il numero dei medici. Con il Ministro Bernini ci siamo confrontati più volte e condivide l'esigenza di aumentare il reclutamento dei medici, anche specializzandi e laureandi, perché in passato evidentemente la pianificazione di questi numeri chiusi è stata sbagliata. Dobbiamo ampliarla e il Ministro è convintissimo di procedere a questo, l'ha già dichiarato, quindi sono molto fiducioso. E sempre in tema di notizie sulla regione, il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia Noras del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha un nuovo presidio ospedaliero all'interno dei mercati agroalimentari di Catania. All'inaugurazione della struttura del MAS era presente anche l'assessore al territorio e ambiente Elena Pagana. Sì, oggi un nuovo presidio di legalità, è un vero e proprio presidio di legalità all'interno del MAS, è un locale dedicato al NORAS, al nucleo operativo del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dedicato e specializzato sui controlli agroalimentari. È una cosa attesa da tanto tempo, alla luce anche delle attività che il NORAS, il Corpo Forestale della Regione, in questi anni ha svolto. Perché la cosa bella di tutto quello che è stato fatto è che si è passati da un'attività saltuaria squisitamente repressiva ad un'attività costante nel tempo che ha iniziato a produrre i propri frutti a livello di educazione proprio del commerciante e educazione anche dell'acquirente a sua volta. Quindi sono contenta, sono orgogliosa, perché il NORAS è una delle eccellenze del Corpo Forestale sulla quale dobbiamo puntare e su cui dobbiamo scommettere. La rana e lo scorpione, questo è il libro scritto dall'economista Pietro Busetta, presentato ieri presso la Sala Fazzello del Museo Archeologico di Agrigento. Professore Busetta, oggi presenta questo libro dal titolo La rana e lo scorpione, pensare al sud per non essere né migranti né briganti. Cosa vuol dire? Qui, dopo una ventina di presentazioni in giro per l'Italia, siamo ad Agrigento. Agrigento per me è una sede particolare, sono legato, ho fatto 5 anni di scuola media superiore, non solo, sono stato presidente del consorzio universitario, come voi sapete bene, quindi sono particolarmente legato. Questa sala è splendida, il tema è quello dello sviluppo del Mezzogiorno, delle motivazioni per le quali questo ancora non avviene, delle motivazioni per le quali ancora da Agrigento, dalla provincia di Agrigento, da tutta la Sicilia, ma dal Mezzogiorno, per avere una prospettiva di futuro bisogna emigrare. Tutto questo non è più possibile che avvenga. E allora, perché non avvenga, è necessario ripensare pesantemente alla nostra
conoscenza delle problematiche. Perché tutto questo non avviene? Perché dal 1860 questa parte dell'Italia è così maltrattata e continua a perdere persone, continua a perdere addetti, continua a perdere occupazione? Queste sono le domande fondamentali che bisogna porsi, perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Chi doveva avere il ruolo di fare sviluppare questa realtà? E chi è che ha sbagliato? Questi sono tutti temi che vengono trattati dal libro. Vogliamo che in qualche modo la gente si renda consapevole, perché la cosa peggiore che è stata fatta è stata quella di farci credere di essere noi i colpevoli di tutto quanto. Che siamo colpevoli del fatto che l'alta velocità si sia fermata a Salerno, siamo colpevoli del fatto che da 10 anni ancora la Palermo-Agrigento non funziona, nel senso che la strada ci sono 5-6 deviazioni. Siamo colpevoli di tutto questo perché la nostra borghesia spesso dice: state un attimo zitti per favore, grazie. Poi taglia, perché la nostra borghesia quando si chiede le motivazioni si dice: ma la colpa è nostra che votiamo male. Ma la colpa è nostra, è vero, abbiamo una classe dominante estrattiva e che però in combutta con la classe dirigente nazionale che ha consentito tutto questo. La colpa è anche nostra, ma la colpa è anche di uno Stato che non fa il tempo pieno a scuola, che non prepara la gente adeguatamente in modo che possa poi alla fine avere consapevolezza di quello che fa. Le colpe vanno guardate bene per cercare di capire come risolvere una situazione che è diventata assolutamente insostenibile. Il nuovo governo in questo senso può dare qualche segnale di speranza, anche se c'è questa nuova questione meridionale, insomma il nord continua a farla da padrone. Il nord continua a fare la padrone, nel governo è rappresentata molto pesantemente la Lega, che certamente non ha gli stessi interessi del Mezzogiorno e che è stata uno dei responsabili, dei partiti responsabili del fatto che molte risorse sono state deviate. Però devo dire che vi sono due aspetti, uno quello negativo che è dell'autonomia differenziata, che non è pensabile che possa portarsi avanti un processo di questo tipo che prevede che le risorse rimangano nelle zone dove si producono, non tenendo conto che in realtà è tutto il Paese che ha contribuito a far sì che il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna siano diventate quelle che sono. Ho voluto due rappresentanti di grande peso sotto il profilo cattedratico, che sono il dottore Busetta, che conosciamo tutti, è venuto appositamente da Napoli per dare un supporto formidabile a questo convegno, perché la tematica è di altissimo livello. Che essere di altissimo livello è connotata e connaturata con quella che è la situazione di Agrigento, che Agrigento più che le altre città ha bisogno di sfruttare i beni culturali ed ambientali per valorizzarli e utilizzarli per chiudere la forbice straordinariamente ampia per ora che c'è il divario fra nord e sud. Dunque il professore Busetta parlerà del divario fra nord e sud. Ci sarà anche la professoressa Zegretti che curerà l'aspetto dei beni da valorizzare, l'insistere sui beni da valorizzare che ci consentano di recuperare il terreno enormemente ampio perduto nei confronti del nord. Il contributo all'iniziativa deriva dal fatto che noi sosteniamo e condividiamo quanto espresso da Busetta nel suo libro, soprattutto sull'appello di due importanti protagonisti dell'Italia meridionale, del meridionalismo. Uno era Luigi Sturzo, il famoso appello ai liberi e forti nel messaggio di Caltagirone, e di Guido Dorso, dicendo che in effetti bisognava fare rete nel Mezzogiorno perché il Mezzogiorno potesse avere un peso politico e quindi avere poi la giusta attenzione in termini di sviluppo. Quindi sono qui a testimoniare soprattutto questa volontà di azione, anche perché Guido Dorso era un azionista, quindi non era solo un uomo di pensiero, ma era un uomo che in qualche maniera diceva bisogna pensare ma poi bisogna marciare per ottenere quello che noi vogliamo, chiaramente. E quindi questo libro,
che in effetti è un libro particolare perché non rientra nella letteratura tradizionale chiaramente e dei libri sul Mezzogiorno. Questo libro in effetti è una forma di Vangelo chiaramente che noi affidiamo a tanti cittadini del Sud perché in qualche maniera possano crescere e soprattutto possono educare le giovani generazioni alla consapevolezza e alla propria identità. Consegnati i libri promessi dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi in occasione del gemellaggio avvenuto a Realmonte lo scorso sabato con il club Val di Savuto e che sono stati donati alla biblioteca del paesino di Bianchi in Calabria, come promesso. Sentiamo in merito il presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, professor Francesco Pira. Chi mi conosce sa che di solito mantengo le promesse. Questa storia è una storia molto bella da raccontare. Da presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi abbiamo firmato un patto di gemellaggio con il Lions Club Lamezia Valle del Savuto in Calabria. Quando siamo andati il 9 e il 10 giugno in Calabria siamo stati ricevuti dal sindaco di Bianchi in provincia di Cosenza, che ci ha fatto visitare questa piccola ma fatta molto bene biblioteca e in quell'occasione sia il sindaco che il vice sindaco mi hanno chiesto: ma lei che insegna all'università, ha scritto tanti libri, perché non ci dona dei suoi volumi? E io ho detto: certo che ve li dono, quando gli amici calabresi verranno ad Agrigento e ci restituiranno la visita, io consegnerò questi libri. E così ho fatto, li ho consegnati alla cerimoniera del club Valle del Savuto, Giuliana, ho dato questi libri e lei stessa li ha portati alla biblioteca. Ieri c'è stata una piccola cerimonia di consegna, i libri sono stati consegnati al sindaco Taverna, sono stati consegnati a tutto il suo staff e adesso sono nella biblioteca di Bianchi. È una piccola bella storia che mi fa piacere raccontare perché nasce dal gemellaggio dei Lions e poi arricchisce un po' quello che è la storia nostra e la storia loro, perché c'è questa possibilità di scambiare anche dei libri. Io poi sono particolarmente contento perché quando regali un volume che è scritto è come se donassi una parte di te e quindi di questo sono particolarmente contento. Presentato ieri presso la Biblioteca La Rocca di Agrigento il libro del parlamentare del PD Federico Fornaro, Il collasso di una democrazia, l'ascesa al potere di Mussolini dal 1919 al 1922. Era presente anche la parlamentare agrigentina onorevole Giovanna Iacono. L'iniziativa è stata promossa dall'ANPI provinciale di Agrigento. Ecco, parliamo di questo libro che lei oggi presenta qua ad Agrigento, un libro che parla del quinquennio fascista. Sì, il libro ha il titolo Il collasso di una democrazia e racconta l'ascesa al potere di Mussolini dal 1919 al 1922. È un libro di storia, per 5 capitoli descrive l'Italia di quegli anni e come in soli 3 anni un uomo politicamente morto, uscito letteralmente sconfitto dalle elezioni del 2019, nel giro di 3 anni diventa, se vogliamo riconoscerlo, la soluzione dei problemi italiani. Comunque ha una larga maggioranza in Parlamento, ovviamente senza tacere delle violenze che furono all'origine poi anche dell'ascesa del fascismo, però è un modo per riflettere su quegli anni di storia. E poi c'è un 6° capitolo dal titolo Avviso ai naviganti, che invece prova a riflettere se quello che è capitato 100 anni fa può ricapitare ancora, e da questo punto di vista bisogna, questo è un po' il giudizio finale, né sopravvalutare fenomeni tipo quelli che capitano spesso e volentieri anche nelle nostre città, quindi né sopravvalutarli ma neppure sottovalutare, non sottovalutare ad esempio un episodio come la devastazione della sede nazionale della CGIL di un paio di anni fa, che oggettivamente ricordava e aveva tutti gli stilemi proprio della violenza squadristica degli anni 20 del secolo scorso. Ci può essere un ritorno
considerando anche l'attuale momento politico, io credo che gli italiani hanno dato a una forza di destra, insomma, quale pericolo si può paventare ai giorni nostri per la democrazia? Se si può paventare, secondo lei. La mia convinzione è che il fascismo, inteso come Palazzo Venezia, il balcone, i Fez, non possa più tornare, diciamo, appartiene alla storia quel ventennio. E invece ci sono rischi seri in una situazione di fragilità, di crisi delle nostre democrazie, in realtà che ci possa essere un lento scivolamento da forme classiche di democrazia liberale, con Parlamento, Costituzioni, verso, diciamo, forme che i politologi definiscono di democratura, cioè involucro esterno di leggi, regolamenti, Costituzioni, e dentro invece comportamenti di tipo autoritario o semi-autoritario. Bisogna stare attenti e evitare che questo possa accadere, non solo in Italia, anche in altre democrazie. Come valuta il corso della Schlein in questa frazione, periodo anche breve di segreteria? Ma Schlein è stata la risposta a una domanda di cambiamento, una domanda di cambio di passo. Bisogna dargli tempo, nessuno ha la bacchetta magica, neppure lei però ha la grinta, l'intelligenza, la capacità per provare a lanciare una scommessa, è una sfida a questa destra. Non ci si mette qualche mese, qualche settimana, l'appuntamento delle elezioni europee sicuramente sarà un appuntamento in cui potremo verificare quanto alla fine questa domanda corrisponda realmente in un pubblico e in un elettorato più vasto di quello che ha votato le primarie. Onorevole Giovanna Iacono, qui ad Agrigento alla Biblioteca La Rocca, per presentare questo libro del suo collega, un libro che parla degli anni del fascismo di Mussolini. Sì, è una bellissima occasione quella di oggi, che ripeteremo anche domani presso la ex Chiesella Raccomandata di Sciacca, quindi due momenti, due iniziative che prevedono appunto la presentazione di questo interessantissimo libro del mio collega, anche amico e compagno Federico Fornaro, dal titolo Il collasso di una democrazia, che tratta e prova a farci ragionare, cosa che faremo oggi anche domani, e io consiglio la lettura a tutti voi, a tutte voi che ci state sentendo, ascoltando, nella fase tragica della crisi politico-istituzionale dell'Italia dal 1919 al 1922, con la presa del potere di Mussolini. E questa la fase storica di cui tratta Fornaro in questo suo libro, è una fase che ha portato alla marcia su Roma e agli eventi, agli accadimenti storici che tutti conosciamo, con la presa del potere di Mussolini e quindi col governo fascista, che poi ebbe durata lunga, come sappiamo, un ventennio pieno che portò insomma l'Italia a una seconda guerra con le conseguenze che tutti conosciamo. Quindi un'occasione fortemente voluta dall'Ampi provinciale, dall'Ampi Agrigento, e quella di domani dall'Ampi di Sciacca, che ringrazio personalmente, e che ci darà l'occasione di stare insieme e confrontarci su quello che è stato questo periodo nefasto per la storia d'Italia, e anche sui rischi attuali e futuri che le crisi sociali, economiche, ma anche politiche e istituzionali, le crisi dei partiti possono far rischiare al nostro Paese e alla nostra nazione. Angelo Lucella, oggi un evento importante, la presentazione del libro di Fornaro che parla del fascismo, organizzato dall'Ampi. Sì, noi stiamo in questo momento come Ampi Agrigentina cominciando a riflettere su alcuni anni fondamentali per la storia del nostro Paese. La fine della Prima Guerra Mondiale, quindi il 19 al 22 che porta al fascismo, e poi naturalmente il 43 che è un anno chiave per quello che succederà poi con la Resistenza e con la liberazione. Questi anni col libro vengono esaminati dal libro di Federico Fornaro, che racconta un po' le vicende un po' confuse all'interno delle forze della sinistra e anche delle forze liberali. Un sistema che alla fine non riesce a reggere e alla fine cede le redini al fascismo con la complicità della monarchia.
Perché questo periodo? Perché vorremmo che si riflettesse sul un modo spesso della sinistra, di altre forze, di avere come nemico quello che è più vicino, addirittura spesso il nemico interno, la battaglia interna fra riformisti e socialisti rivoluzionari determinerà diverse cessioni e una guerra che alla fine depotenzierà il partito che aveva la maggioranza assoluta in Parlamento e depotenzierà anche il sindacato, che era il più grande sindacato d'Italia. Erano forza di governo, non hanno saputo farlo, cioè che hanno impaurito il mondo, si sono divisi fra di loro. Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione, aperta come il Living Lab. Ieri la presentazione dei lavori ad Alcamo, le interviste a Enzo Munna per la presentazione del progetto, Andrea Ferrarella del GAL del Golfo di Castellammare e a Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini, il servizio. Ci eravamo impegnati a monitorare e rendicontare alla cittadinanza quello che il Living Lab andava producendo. Oggi noi qui faremo vedere i 2 o 3 comuni che finora abbiamo potuto censire, abbiamo potuto documentare grazie alle nuove tecnologie. Quindi un plauso sicuramente va dato al GAL che sta coordinando in modo egregio tutte le operazioni e tutti gli operatori che sono di alta qualità e di alta professionalità che per fortuna il nostro territorio possiede per dare alla fine un prodotto tangibile, come si suol dire, un deliverable tangibile di alto livello, spendibile non solo a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale. Il GAL, che è un gruppo di azione locale, agisce all'interno di tutte quelle attività che portano allo sviluppo del territorio, e quando si parla di sviluppo del territorio si parla a 360 gradi. Presentiamo il primo step della realizzazione nel territorio, in modo tale da far vedere agli altri le cose che abbiamo fatto sinora. Stiamo intervenendo su singoli beni di importanza notevole, suggeriti da tutti i comuni che fanno parte del GAL. Sicuramente un lavoro proficuo, un lavoro che ci porterà vantaggi come il nostro comune, ma vantaggi soprattutto per il nostro territorio, per la presentazione dei beni monumentali, ma per la presentazione delle nostre strutture che siano accessibili, visibili a tutti, che ci diano una testimonianza storica. Quindi che ben venga questa iniziativa, saremo ben lieti di aprire le porte delle nostre strutture a questa realizzazione a memoria futura. Parliamo di quale bene che riguarda il territorio di Terrasini? Ma il nostro Palazzo Dumal all'interno contiene tantissime collezioni di notevole valore storico, culturale, dalla collezione del carretto siciliano alla collezione naturalistica, alla collezione del mare, quindi che ben venga questo lavoro. È stata presentata ieri la nuova app dell'ASP di Messina dal commissario straordinario dottor Bernardo Alagna. Questa applicazione nasce appunto per facilitare l'utilizzo dei servizi che l'ASP ha già in essere e quegli altri futuri che stiamo mettendo in programma, soprattutto con l'arrivo del PNRR. Quindi sarà un'applicazione che si potrà avere sia appunto sul telefonino sia anche dal sito e costituisce un aiuto, un assistente come l'abbiamo chiamato noi digitale a tutte le richieste e informazioni che i cittadini possono avere dall'azienda sanitaria provinciale. Financo praticamente essere accompagnati e guidati con un navigatore interno alla sede della visita alla loro richiesta o della prestazione sanitaria della loro richiesta, quindi vuole essere un ausilio per tutti per entrare e penetrare più facilmente in quelli che sono i servizi sanitari offerti dall'ASP, che talvolta appunto vedono il cittadino in difficoltà a comunicare o a entrare in contatto con alcuni uffici, con alcune strutture dell'ASP. In questa maniera non saranno mai più soli, ma saranno guidati attentamente appunto secondo le loro richieste. Fra l'altro, come forse voi avete già avuto informazioni per la parte tecnica, è un machine learning, cioè un'applicazione che si evolve e che accumula informazioni, c'è una corrispondenza bionivoca fra il cittadino e l'applicazione Dina, l'assistente virtuale, per cui la crescita di informazioni è costante e parallela da ambo i lati. L'app utilizzata si basa su strumenti di intelligenza artificiale molto evoluti
Evoluti nel senso che riescono ad interpretare il linguaggio naturale parlato in maniera tale da condurre sempre ad un percorso conclusivo sulla richiesta del nostro utente. In particolare è verticalizzata sulle informazioni relative alle prenotazioni e alle prestazioni che l'ASP e l'area metropolitana messinese, su cui insiste un sopraggruppo provinciale, riescono a fornire ai cittadini. Non ci limitiamo a questo però, perché l'app, il chatbot in particolare, denominato DINA, Digital Interface Network Assistant, riesce a dare informazioni a più ampio respiro, nel senso che il cittadino paziente, se ha necessità di recuperare informazioni relative al servizio che offre l'ASP, per cui rinnovo patente piuttosto che assistenza domiciliare o altro, può rivolgersi tranquillamente in linguaggio parlato oppure scrivendo un messaggio sia sull'app piuttosto che sul chatbot e riceverà delle adeguate risposte. E passiamo alle notizie sportive. Il campionato dell'Akragas di Serie D partirà il prossimo 3 settembre, intanto al via il mercato per la compravendita di nuovi giocatori e si completa la dirigenza della società sportiva di Giuseppe Deli. Il prossimo campionato di Serie D, e vale per tutti i gironi nazionali, avranno inizio ufficialmente domenica 3 settembre e termineranno il 5 maggio del 2024. Da questo 1 luglio invece parte il calciomercato estivo che terminerà giovedì 31 agosto oppure venerdì 1 settembre, mentre quello invernale riaprirà ufficialmente martedì 2 gennaio del 24 e si concluderà il 31 di gennaio, sempre dello stesso anno. In casa Akragas, in attesa del ritiro precampionato, programmato per lunedì 24 luglio, si sta badando a completare la nuova dirigenza con i nuovi innesti nei vari settori, dopo il match analyst Giuseppe Caserta, Giovanna Chimento club manager, Stefano Frassetto responsabile dell'area sanitaria, Giuseppe Lopresti responsabile dell'area scouting e Matteo Colucci uomini immagine. Nel mondo si registra invece l'arrivo di un nuovo segretario di provata esperienza maturata con la società nissena della San Gataldese. Si chiama Flavio Bellomo ed è palermitano puro sangue. Inoltre Cristiano Modestino sarà il nuovo fisioterapista dell'Akragas. È laureato in scienze motorie, è specializzato in recupero infortuni massoterapia. E poi ci sarà anche Marta Passarello che si occuperà delle public relation della società biancazzurra. Michele Gioacchino Gallo invece sarà il nuovo preparatore atletico. Preparatore dei portieri sarà Daniele Indelicato, ex biancazzurro con svariate esperienze negli Emirati Arabi. Della vecchia guardia conferme per Gaetano Di Caro, segretario delle giovanili. Francesco Nobile farà parte ancora dello staff tecnico. Per quanto riguarda i componenti della nuova rosa, gli unici ufficializzati a disposizione del tecnico Coppa sono al momento, oltre Alfonso Cipolla che è stato riconfermato, l'ex etneo attaccante giapponese classe 88 Takayuki Morimoto, che dovrebbe arrivare tra qualche settimana, il fantasista Mauro Veneroso classe 96 ex San Gataldese, il difensore di origine argentina Ramiro Elceverria classe 96, la scorsa stagione in forza città di Taormina, ed in queste ultime ore si è chiuso con un giovane di prospettiva proveniente dalla cantera della Sampdoria. Si tratta di Gabriele Marrale, genovese di nascita, classe 2002, esterno offensivo di ruolo attaccante e giostra da esterno sinistro, ma all'occorrenza può anche ricoprire il ruolo di punta centrale. Molte altre trattative sono in corso, mentre si defilano alcuni leader della scorsa stagione. Come Desiderio Garufo, transitato nella vicina Favara, Semensin, Pavisic, Mansur, Neri e Barrera. Sono Gabriele Marrale, nuovo giocatore dell'Akragas. Sono molto felice di far parte di questa piazza storica e ringrazio la società per avermi dato questa opportunità. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e mando un grosso saluto, un grosso abbraccio a tutti i tifosi dell'Akragas e a tutta Agrigento. Ci vediamo presto.
E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi un buon fine settimana.